Buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. In apertura alla cronaca. Torniamo al delitto avvenuto a giugno a Codroipo. Nuovo sopralluogo deciso dalla Procura di Udine a casa di Elisabetta Moro, la 47enne, madre di 2 bambine uccisa dal marito Paolo Castellani il 15 giugno scorso con 57 coltellate. Il sopralluogo, disposto per definire alcune dinamiche legate all'efferato omicidio, è stato condotto dal medico legale Lorenzo Desinan, che già si era occupato di effettuare l'autopsia sul corpo della donna. Sul posto anche i consulenti dei legali della madre di Elisabetta e nonna delle 2 bambine rimaste orfane, costituitasi parte offesa. Voltiamo pagina. Contro il caro energia e l'inesorabile aumento delle bollette, i comuni da settimane hanno iniziato a correre ai ripari, studiando soluzioni che aiutino le casse pubbliche a eliminare gli sprechi e contenere i costi sia del gas che dei consumi energetici. Prendendo esempio da quanto fatto in altri territori, anche il comune di Gonars ha infatti deciso di ridurre gli orari dell'illuminazione pubblica. A riferirlo è stato il sindaco Ivan Boemo, che ha annunciato sui social come il suo comune anticiperà di 2 ore la chiusura dell'illuminazione pubblica, che generalmente chiude poco dopo l'alba. Considerando che tecnicamente al momento non c'è la possibilità di spegnere l'illuminazione alternata in tutte le vie, ha spiegato il primo cittadino, abbiamo pensato di anticipare di 2 ore la chiusura dei lampioni la mattina presto. Questa soluzione, ha sottolineato Boemo, permetterà di non creare grossi disagi alla cittadinanza e al traffico e consentirà comunque di ridurre le spese di circa il 20%. Ancora voltiamo pagina. Si è riunito nuovamente in presenza, dopo la pandemia, il congresso annuale della medicina generale e delle cure primarie del Friuli Venezia Giulia. Appuntamento a Grado nel ricordo di camici bianchi portati via dal Covid. Antonino Cataldo, 66 anni, di Aviano, è stato uno dei primi medici di medicina generale che in Friuli Venezia Giulia hanno perso la vita a causa del Covid, prestando servizio per i suoi pazienti nel dicembre del 2020. La sua figura è stata ricordata questa mattina dal vicepresidente della regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, intervenuto a Grado al congresso annuale della medicina generale delle cure primarie del Friuli Venezia Giulia, organizzato dal Centro regionale di formazione per l'area delle cure primarie dell'azienda regionale di coordinamento per la salute. Il medico di medicina generale oggi affronta in questo congresso, dopo 2 anni di congressi in videoconferenza, temi importanti. Parla della medicina di genere, parla delle certificazioni INPS, si appresta a organizzare anche la nuova campagna vaccinale. È un'alleanza importante tra la sanità pubblica e il sistema della medicina generale. Le cure primarie sono il primo passaggio determinante per le risposte ai bisogni di salute. E noi oggi abbiamo affrontato questi temi e io ho colto l'occasione anche per ringraziare tutto l'intero sistema della medicina generale, che è stato estremamente importante nel contenimento della pandemia e soprattutto nella campagna vaccinale, che li ha visti protagonisti per riuscire a dare risposte ad una domanda che è stata significativa e sulla quale sicuramente con caratteristiche diverse ci apprestiamo ad affrontare con le nuove tecnologie che sono state approvate prima dall'EMA e poi dall'AIFA, ed è stato anche questo uno degli argomenti che la Direzione Centrale Salute ha affrontato raccontando quelle che sono le indicazioni che ci arrivano direttamente dal Ministero della Salute. Rimaniamo in ambito sanitario. Si è concluso oggi il progetto Interreg Italia-Slovenia. Al centro dell'attività numerosi progetti, tra i quali anche in ambito sanitario, in particolare in caso di emergenza. Scopriamo i dettagli insieme al direttore del 118 di Asugi, Alberto Peratoner. Dottor Peratoner, oggi si conclude un percorso importante del progetto Interreg, uno dei passaggi più che si conclude, e attività anche del 118 per le grandi emergenze oltre confine e nei confini italiani per una massima collaborazione tra i paesi. Sì, il progetto NextAid, un progetto che si è sviluppato nell'arco degli ultimi 2 anni essenzialmente, è stato un po' frenato dalla pandemia, ma è un progetto che giunge al termine ed ha prodotto una serie di protocolli transfrontalieri di collaborazione tra l'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina e gli ospedali sloveni, principalmente quello di Isola. È un progetto che crea dei protocolli che subentrano in caso di
maxi emergenza di grande incidente con afflusso di grandi feriti sulla zona litoranea in territorio sloveno. Questo per dare appoggio e supporto a un sistema sanitario vicino con l'utilizzo di tutte le risorse, quindi dell'ospedale hub di Trieste e di tutte le competenze e le professionalità, quindi una interazione di protocolli, di personale e la creazione di una rete radio transfrontaliera per le comunicazioni rapide e urgenti. Sembra incredibile, sembra impensabile, però quando ci sono le grandi emergenze, pensiamo a quello che è successo nelle Marche proprio di recente, solamente allora capiamo l'importanza del lavoro che c'è a monte, l'organizzazione, i protocolli, le procedure, tutte cose che oggi sono ancora più fondamentali. Certo, dietro come sempre la creazione di protocolli c'è un lavoro dal punto di vista del personale, delle risorse, dell'utilizzo di strumenti internazionali, perché non è che ci si inventa niente, ci sono linee guida internazionali, però la cosa importante è coagulare tutti questi aspetti in un risultato finale. Il risultato finale che è stato anche in qualche modo provato con la simulazione. Oggi la simulazione ha un ruolo molto importante perché ci permette di ricreare degli eventi cercando di prepararsi, perché non si è mai pronti ad eventi catastrofici, però anche questo è importante. La speranza è di non usarli mai questi protocolli. Ovviamente il progetto ci ha permesso di fare delle acquisizioni come una tenda pneumatica da maxi emergenza e di strumentazioni che in qualche modo vanno a potenziare ed aumentare le nostre dotazioni. Voltiamo ancora a pagina per occuparci di Varsila. In corso l'udienza al Tribunale di Trieste per il ricorso presentato dai sindacati contro la procedura di Varsila. Ci aggiorna in diretta Andrea Pierini. A te la linea, Andrea. Buongiorno dal Tribunale di Trieste, dall'esterno del Tribunale di Trieste. Oggi è in programma la seconda udienza. La prima era stata rinviata per un problema tecnico, perché non erano arrivati i documenti alla difesa, in realtà neanche al giudice ancora del Tribunale del Lavoro di Trieste sul caso Varsila. I sindacati e la Regione hanno presentato ricorso per comportamento antisindacale e il giudice dovrà dire se così è stato oppure no. In particolare sindacati e Regioni contestano la presentazione di un piano a primavera in cui non si parlava di chiusure, di licenziamenti, di esuberi, per poi, lo sappiamo tutti oramai, a luglio presentare un piano con 450 tagli di lavoratori che in realtà sarebbero oltre 500 secondo il piano consegnato al Mise. Le buone notizie, se così possiamo parlare in questo contesto, sono che intanto la nave, la UHL Fusion, ha mollato gli ormeggi ed ha lasciato Trieste perché non è riuscita a caricare i motori che Daewoo sta aspettando dal gruppo finlandese. I sindacati FIOM, FIM e WILM parlano chiaramente di una vittoria, insomma un piccolo segnale molto forte in realtà che conferma come questa sarà un'avvertenza molto lunga. Cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che la sentenza arrivi già oggi, perché il Tribunale del Lavoro chiaramente è diverso da quello civile e penale, e in questa sentenza si potrebbe azzerare di fatto la procedura, che in realtà dovrebbe chiudersi il 12 ottobre con il Mise che l'accetta e dà via così alla cassa integrazione, oppure con l'immediato licenziamento di oltre 450 lavoratori. Lo scopriremo verosimilmente tra poco. Se non ci sono domande da studio io vi restituisco la linea. Perfetto, grazie Andrea. Ci spostiamo adesso nel capoluogo friulano, perché l'Università di Udine questa mattina ha aperto le porte ai nuovi studenti. Il Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale ha accolto i nuovi iscritti, organizzando un tour guidato tra le varie sedi e i palazzi storici che ospitano le lezioni, concludendo la mattinata con una simulazione della prova di verifica della preparazione culturale per i neo-immatricolati. Vediamo. Quest'anno abbiamo voluto abbinare al test di ingresso, che è un test di valutazione delle conoscenze pregresse, anche un itinerario, un viaggio alla scoperta dei palazzi del nostro Dipartimento. Qui ci troviamo nel cortile principale di Palazzo Caiselli, che è la sede della direzione, degli studi dei docenti, ma anche di numerosi laboratori di archeologia, di cinema, di epigrafia, di restauro manufatti, di fotografia, tutti i laboratori che i nostri studenti frequenteranno nel corso appunto delle loro attività didattiche, e quindi ci piaceva aprire le porte fin da subito proprio agli spazi che loro avranno modo di vivere e di frequentare nel corso della carriera universitaria.
Le iscrizioni si chiuderanno il 5 di ottobre, quindi al momento si tratta di numeri preliminari, non definitivi, che però appunto vedono un percorso in crescita e ci stiamo avvicinando alle 100 unità per ciascun corso di laurea triennale, che è la media appunto che noi abbiamo sempre avuto tenuto nei nostri corsi triennali. Per la pagina degli spettacoli ci occupiamo di musica. È stata presentata la stagione 2022-2023 di Appuntamenti degli Amici della Musica per festeggiare i 101 anni dell'associazione. C'è sicuramente una stagione quest'anno che mette in evidenza la ricerca e la passione per la musica. La ricerca soprattutto in alcuni concerti, per esempio quello di apertura, che è dedicato agli 80 anni della scomparsa del compositore friulano Luigi Garzoni. Ma le eccellenze non mancano in questo cartellone, ci sono sempre i sempreverdi Bruno Canino, Philippe Entremont, ma soprattutto avremo per il compleanno 101esimo dell'associazione la presenza di Eduardo Delgado, un pianista straordinario della scuola di Buenos Aires e compagno di Marta Argerich, che ci regalerà un concerto sicuramente indimenticabile. Accanto a queste proposte, altre molto accattivanti che si svolgeranno anche a Sala Iace, non solamente al Palamostri, perché nella Sala Iace ci sarà il nostro pianoforte storico, Steinway Gran Coda, che è stato rinnovato e presentato alla città il 14 ottobre. Su questo pianoforte si esibiranno gruppi cameristici dal duo al quintetto, sempre al 17 del giorno di venerdì, mentre i concerti al Palamostri saranno alle 19:22, il mercoledì principalmente 19:22, per ricordare che l'associazione è nata nel 1922. E in chiusura lo sport, Elena Cecchini ha vinto l'argento mondiale nella staffetta mista a cronometro ai mondiali australiani di Wollongong. L'atleta di San Marco di Mereto di Tomba si è piazzata alle spalle della Svizzera di soli 2 secondi e 92 centesimi, insieme ai compagni di squadra Edoardo Affini, Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini. È la seconda medaglia ai mondiali di ciclismo su strada dopo l'oro nella gara riservata agli Under 23 della stessa Guazzini. Questa edizione del telegiornale termina qui, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo tra poco l'appuntamento con gli approfondimenti di A Voi la Linea. A presto.